Le beatitudini spiegate da Gesù a Maria Valtorta. Come si conquista Dio e il suo regno attraverso altra più dolce via, che non la severa del Sinai? Voi dite: non vi è altra via. Quella è. Ma guardiamola. Non attraverso il colore della minaccia, ma attraverso il colore dell'amore. Non diciamo: guai se non farò questo, rimanendo tremanti, in attesa di peccare, di non essere capaci di non peccare. Ma diciamo: beato me se farò questo. E con slancio di soprannaturale gioia, giubilando, lanciamoci verso queste beatitudini, nate dall'osservanza della legge, come corolle di rose, da un cespuglio di spine. Beato me se sarò povero di spirito, perché mio allora è il regno dei cieli. Beato me se sarò mansueto, perché erediterò la terra. Beato me se sarò capace di piangere senza ribellione, perché sarò consolato. Beato me se più del pane e del vino, per saziare la carne, avrò fame e sete di giustizia. La giustizia mi sazierà. Beato me se sarò misericordioso, perché mi sarà usata divina misericordia. Beato me se sarò puro di cuore, perché Dio si piegherà sul mio cuore puro ed io lo vedrò. Beato me se avrò spirito di pace, perché sarò da Dio chiamato suo figlio, perché nella pace è l'amore. E Dio è amore che ama chi è simile a Lui. Beato me se per fedeltà alla giustizia sarò perseguitato, perché a compensarmi delle terrene persecuzioni Dio, mio Padre, mi darà il regno dei cieli. Beato me se sarò oltraggiato e accusato bugiardamente, per saper essere tuo figlio, o Dio. Non desolazione, ma gioia mi deve venire da questo, perché questo mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai profeti, per la stessa ragione perseguitati, e coi quali io credo fermamente di condividere la stessa ricompensa grande, eterna, nel cielo che è mio. Guardiamo così la via della salute, attraverso la gioia dei santi. Beati i poveri. Beato me se sarò povero di spirito. Ho delle ricchezze, arsura satanica. A quanti deliri tu porti? Nei ricchi, nei poveri. Il ricco che vive per il suo oro, l'idolo infame del suo spirito rovinato. Il povero che vive dell'odio al ricco perché egli ha l'oro. E se anche non fa materiale omicidio lancia i suoi anatema sul capo dei ricchi, desiderando loro male d'ogni sorta. Il male non basta a non farlo. Bisogna anche non desiderare di farlo. Colui che maledice, augurando sciagure e morti, non è molto dissimile da colui che materialmente uccide, poiché ha in lui il desiderio di veder perire colui che odia. In verità vi dico che il desiderio non è che è un atto trattenuto, come un concepito da ventre già formato, ma non ancora espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta, poiché permane più a lungo dell'atto violento, più in profondità dell'atto stesso. Il povero di spirito, se è ricco, non pecca per l'oro, ma del suo oro fa la sua santificazione, poiché ne fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a quelle sorgive che salvano nei deserti e che si danno, senza avarizia, liete di potersi dare, per sollevare le disperazioni. Se è povero, è lieto nella sua povertà, e mangia il suo pane dolce della ilarità del libero dall'arsione dell'oro, e dorme il suo sonno scevro da incubi, e sorge riposato al suo sereno lavoro che pare sempre leggero. Se viene fatto senza avidità e invidia. Le cose che fanno ricco l'uomo sono loro come materia, gli affetti come morale. Nell'oro sono comprese non solo le monete ma anche le case, i campi, i gioielli, i mobili, le mandre, tutto quanto insomma fa materialmente doviziosa la vita. Nelle affezioni, i legami di sangue o di coniugio, le amicizie, le dovizie intellettuali, le cariche pubbliche. Come vedete, se per la prima categoria il povero può dire: ho per me, basta che io non invidi chi ha, e poi sono a posto, perché io sono povero, e perciò a posto per forza. Per la seconda, anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo anche il più miserabile fra gli uomini divenire
peccaminosamente ricco di spirito. Colui che si affeziona smoderatamente ad una cosa, ecco che pecca. Voi direte: ma allora dobbiamo odiare il bene che Dio ci ha concesso? Ma allora perché comanda di amare il padre e la madre, la sposa, i figli, e dice: amerai il tuo prossimo come te stesso? Distinguete. Amare dobbiamo il padre e la madre e la sposa, e il prossimo, ma nella misura che Dio ha dato, come noi stessi. Mentre Dio va amato sopra ogni cosa, e con tutto noi stessi. Non amare Dio come amiamo fra il prossimo e i più cari, questa perché ci ha allattato, l'altra perché dorme sul nostro petto e ci procrea i figli. Ma amarlo con tutti noi stessi, ossia con tutta la capacità di amare che è nell'uomo. Amore di figlio, amore di sposo, amore di amico. E, oh, non vi scandalizzate. E amore di padre. Sì, per l'interesse di Dio. Dobbiamo avere la stessa cura che un padre ha per la sua prole, per la quale con amore tutela le sostanze e le accresce, e si occupa e preoccupa della sua crescita fisica e culturale, e dalla sua riuscita nel mondo. L'amore non è un male, e non lo deve divenire. Le grazie che Dio ci concede non sono un male, e non lo devono divenire. Amore sono. Per amore sono date. Occorre con amore usarne di queste ricchezze che Dio ci concede, in affetti e in bene. E solo chi non se ne fa degli idoli, ma dei mezzi per servire in santità Dio, mostra di non avere un attaccamento peccaminoso ad esse. Pratica allora la santa povertà dello spirito, che di tutto si spoglia, per essere più libero di conquistare il Dio Santo, suprema ricchezza. Conquistare Dio, ossia avere il regno dei cieli. Beati i miti. Beato me se sarò mansueto. Ciò può parere in contrasto con gli esempi della vita giornaliera. I non mansueti sembrano trionfare nelle famiglie, nelle città, nelle nazioni. Ma è vero trionfo? No. È paura che tiene apparentemente proni i soverchiati dal despota, ma che in realtà non è che velo messo sul ribollire di ribellione contro il tiranno. Non possiedono i cuori dei familiari, né dei concittadini, né dei sudditi. Coloro che sono iracondi e prepotenti non piegano intelletti e spiriti alle loro dottrine. Quei maestri dell'ho detto e ho detto, ma solo creano degli autodidatti, dei ricercatori di una chiave atta ad aprire le porte chiuse di una sapienza o di una scienza che si sentono essere e che è opposta a quella che viene loro imposta. Non portano a Dio quei sacerdoti che non vanno alla conquista degli spiriti con la dolcezza paziente, umile, amorosa, ma sembrano guerrieri armati. 10 che si lancino ad un assalto feroce tanto marciano, con irruenza e intransigenza, contro le anime. Oh povere anime! Se fossero sante, non avrebbero bisogno di voi sacerdoti, per raggiungere la luce. L'avrebbero già in sé. Se fossero giusti, non avrebbero bisogno di voi giudici, per essere tenuti nel freno della giustizia. L'avrebbero già in sé. Se fossero sani, non avrebbero bisogno di chi cura. Siate dunque mansueti. Non mettete in fuga le anime. Attiratele con l'amore, perché la mansuetudine è amore, così come lo è la povertà di spirito. Se tali sarete erediterete la terra e porterete a Dio questo luogo, già prima di Satana. Perché la vostra mansuetudine, che oltre che amore è umiltà, avrà vinto l'odio e la superbia, uccidendo negli animi il re abietto della superbia e dell'odio. E il mondo sarà vostro, ossia di Dio, perché voi sarete giusti, che riconoscerete Dio come padrone assoluto del creato, al quale va dato lode e benedizione, e reso tutto quanto è suo. Beati quelli che piangono, senza ribellarsi. Beato me se saprò piangere, senza ribellione. Il dolore è sulla terra, e il dolore strappa lacrime all'uomo.
Il dolore non era. Ma l'uomo lo mise sulla terra. E per una depravazione del suo intelletto si studia di sempre più aumentarlo. Con tutti i modi. Oltre le malattie e le sventure conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, terremoti. Ecco che l'uomo per soffrire. E per far soffrire soprattutto. Perché vorremmo solo che gli altri soffrissero, e non noi. Dei mezzi studiati per far soffrire. Ecco che l'uomo escogita le armi micidiali sempre più tremende. E le durezze morali sempre più astute. Quante lacrime l'uomo trae. All'uomo per istigazione. Del suo segreto re che è Satana. Eppure in verità vi dico. Che queste lacrime. Non sono una menomazione. Ma una perfezione dell'uomo. L'uomo è uno svagato bambino. È uno spensierato superficiale. È un nato di tardivo intelletto. Finché il pianto non lo fa adulto, riflessivo, intelligente. Solo coloro che piangono. O che hanno pianto. Sanno amare e capire. Amare i fratelli. Ugualmente piangenti. Capirli nei loro dolori. Aiutarli con la loro bontà. Esperta di come fa male essere soli. Nel pianto. E sanno amare Dio. Perché hanno compreso. Che tutto è dolore. Fuorché Dio. Perché hanno compreso. Che il dolore si placa. Se pianto sul cuore di Dio. Perché hanno compreso. Che il pianto rassegnato. Che non spezza la fede. Che non inaridisce la preghiera. Che è vergine di ribellione. Muta natura. E da dolore diviene consolazione. Sì. Coloro che piangono amando il Signore saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Beato me se avrò fame e sete di giustizia. Dal momento che nasce al momento che muore l'uomo tende avido al cibo. Apre la bocca alla nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra per inghiottire ristoro nelle strette dell'agonia. Lavora per nutrirsi. Fa della terra un enorme capezzolo. Da quale insaziabilmente succhia per ciò che muore. Ma che è l'uomo? Un animale? No, è un figlio di Dio. In esilio per pochi o molti anni. Ma non cessa la sua vita. Col mutare della sua dimora. Vi è una vita nella vita così. Come in una noce vi è il gueriglio. Non è il guscio la noce. Ma è l'interno gueriglio che è la noce. Se seminate un guscio di noce. Non nasce nulla. Ma se seminate il guscio con la polpa. Nasce grande albero. Così è l'uomo. Non è la carne. Che diviene immortale, è l'anima. E va nutrita. Per portarla all'immortalità. Alla quale, per amore. Essa poi porterà la carne. Nella risurrezione beata. Nutrimento dell'anima è la sapienza. È la giustizia. Come liquido e cibo. Esse vengono aspirate e corroborano. E più se ne gusta e più cresce. La santa avidità del possedere. La sapienza è di conoscere la giustizia. Ma verrà pure un giorno in cui l'anima insaziabile di questa santa fame sarà saziata. Verrà. Dio si darà al suo nato. Se lo attaccherà direttamente al seno. E il nato al paradiso si sazierà della madre ammirabile. Che è Dio stesso. E non conoscerà mai più fame. Ma si riposerà beato sul seno divino. Nessuna scienza umana equivale a questa divina. La curiosità della mente può essere appagata. Ma la necessità dello spirito no. Anzi, nella diversità del sapore lo spirito prova disgusto. E torce la bocca dall'amaro capezzolo, preferendo soffrire la fame all'empirsi di un cibo che non sia venuto da Dio. Non abbiate timore, o sitibondi, o affamati di Dio. Siate fedeli e sarete saziati da colui che vi ama. Beati i misericordiosi. Beato me se sarò misericordioso. Chi fra gli uomini può dire: io non ho bisogno di misericordia? Nessuno. Ora se anche nell'antica legge è detto occhio per occhio e dente per dente. Perché non deve dirsi nella nuova? Chi sarà stato misericordioso troverà misericordia? Tutti hanno bisogno di perdono. Ebbene, non è la formula
è la forma di un rito, figure esterne concesse per la opaca mentalità umana, quelle che ottengono perdono. Ma è il rito interno dell'amore, ossia ancora della misericordia, che se fu imposto il sacrificio di un capro o di un agnello, e l'offerta di qualche moneta. Ciò fu fatto perché a base di ogni male ancora si trovano sempre due radici: l'avidità e la superbia. L'avidità è punita con la spesa dell'acquisto dell'offerta, la superbia con la palese confessione di quel rito. Io celebro questo sacrificio perché ho peccato. È fatto anche per precorrere i tempi e i segni dei tempi. E nel sangue che si sparge è la figura del sangue che sarà sparso per cancellare i peccati degli uomini. Beato dunque colui che sa essere misericordioso agli affamati, ai nudi, ai senza tetto, ai miseri, delle ancor più grandi miserie, che sono quelle del possedere cattivi caratteri, che fanno soffrire chi li ha e chi con loro convive. Abbiate misericordia. Perdonate, compatite, soccorrete, istruite, sorreggete. Non chiudetevi in una torre di cristallo dicendo: io sono puro e non scendo fra i peccatori. Non dite: io sono ricco e felice e non voglio udire le miserie altrui. Badate che più rapido di fumo dissipato da gran vento può dileguarsi la vostra ricchezza, la vostra salute, il vostro benessere familiare. E ricordate che il cristallo fa da lente, e ciò che mescolandovi fra la folla sarebbe passato inosservato, mettendovi in una torre di cristallo, unici, separati, illuminati da ogni parte, non potete più tenerlo nascosto. Misericordia per compiere un segreto, continuo, santo sacrificio di espiazione a ottenere misericordia. Beati i puri di cuore. Beato me se sarò puro di cuore. Dio è purezza. Il paradiso è regno di purezza. Niente di impuro può entrare in cielo dove è Dio. Perciò se sarete impuri, non potrete entrare nel regno di Dio. Ma, oh, gioia, anticipata gioia, che il Padre concede ai figli. Colui che è puro ha dalla terra un principio di cielo, perché Dio si curva sul puro. E l'uomo dalla terra vede il suo Dio. Non conosce sapore di amori umani, ma gusta, fino all'estasi, il sapore dell'amore divino, e può dire: io sono con te e tu in me. Onde io ti possiedo e conosco, come sposo amabilissimo dell'anima mia. E, credetelo, che chi ha Dio è inspiegabili, anche a se stesso, mutamenti sostanziali per cui diviene santo, sapiente, forte, e sul suo labbro fioriscono parole, e i suoi atti assumono potenze che non sono, no, della creatura, ma di Dio, che vive in essa. Cosa è la vita di colui che vede Dio? Beatitudine. E vorreste privarvi di simile dono per fetide impurità? Beati gli operatori di pace. Beato me se avrò spirito di pace. La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio non è che nella pace, perché la pace è amore, mentre la guerra è odio. Satana è odio. Dio è pace. Non può uno dirsi figlio di Dio, né può Dio dire figlio suo un uomo, se costui ha spirito irascibile, sempre pronto a scatenare tempeste. Non solo, ma neppure può dirsi figlio di Dio colui che, pur non essendo di proprio scatenatore delle stesse, non contribuisce con la sua grande pace a calmare le tempeste suscitate da altri. Colui che è pacifico e fonde la pace anche senza parole. Padrone di sé, oso dire, padrone di Dio, egli lo porta. Come una lampada porta il suo lume. Come un incensiere sprigiona il suo profumo. Come un otre porta il suo liquido. E si fa luce fra le nebbie fumiganti dei rancori. E si purifica l'aria dai miasmi dei livori. E si calmano le onde infuriate delle liti, per questo Dio soave che è lo spirito di pace emanato dai figli di Dio. Fate che Dio e gli uomini vi possano chiamare così. Beati i perseguitati per la giustizia. Beato me, se sarò perseguitato per amore della giustizia. L'uomo è tanto insatanassato
che odia il bene ovunque si trovi, che odia il buono, quasi che chi è buono, anche se tace, lo accusi e rampogni. Infatti la bontà di uno fa apparire ancor più nera la malvagità del malvagio. Infatti la fede del credente vero fa apparire ancora più viva l'ipocrisia del falso credente. Infatti, non può non essere odiato dagli ingiusti colui che col suo modo di vivere è un continuo testimoniare la giustizia. E allora, ecco, che si infierisce sugli amanti della giustizia. Anche qui è come per le guerre. L'uomo progredisce nell'arte satanica del perseguitare, più che non progredisca nell'arte santa dell'amare. Ma non può che perseguitare ciò che ha breve vita. L'eterno che è nell'uomo sfugge all'insidia, e anzi acquista una vitalità ancor più vigorosa dalla persecuzione. La vita fugge dalle ferite che aprono le vene o per gli stenti che consumano il perseguitato. Ma il sangue fa la porpora del re futuro e gli stenti sono tanti scalini per montare sui troni che il Padre ha preparato per i suoi martiri, ai quali sono serbati i seggi regali del regno dei cieli. Beati gli oltraggiati e calunniati. Beato se sarò oltraggiato e calunniato. Fate solo che di voi possa essere scritto il nome nei libri celesti, laddove non sono segnati i nomi secondo le menzogne umane, nel lodare i meno meritevoli di lode, ma dove però, con giustizia e amore, sono scritte le opere dei buoni, per dare ad essi il premio promesso. Ai benedetti da Dio, prima di ora, furono calunniati ed oltraggiati i profeti. Ma quando si apriranno le porte dei cieli, come imponenti re, essi entreranno nella città di Dio, e lì si inchineranno loro gli angeli, cantando di gioia. Pure voi, oltraggiati e calunniati, per essere stati di Dio, avrete il trionfo celeste. E quando il tempo sarà finito e completo sarà il paradiso. Ecco che allora ogni lacrima vi sarà cara, perché per essa avrete conquistato questa gloria eterna. Che in nome del Padre io vi prometto. La pace sia con voi. E la meditazione della salvezza, attraverso all'amore, vi instradi sulla via, la cui fine è il cielo. Il santo possiede la vera ricchezza. Le regine promulgano le leggi. Le leggi sono opera delle regine, ma non sono da più delle regine. Io invece faccio della legge la regina. La completo, l'incorono, mettendo sul suo sommo il serto dei consigli evangelici. Prima era l'ordine. Ora è più dell'ordine. Prima era il necessario. Ora è più del necessario. Ora è la perfezione. Chi la disposa? Così come io ve la dono. All'istante re. Perché ha raggiunto il perfetto. Perché non è stato soltanto ubbidiente ma eroico, ossia santo. Essendo la santità la somma delle virtù portate al vertice più alto, che possa essere raggiunto da creatura, eroicamente amate e servite, col distacco completo da tutto quanto è appetito e riflessione umana verso qualche sia cosa. Potrei dire che il santo è colui al quale l'amore e il desiderio fanno da ostacolo ad ogni altra vista che Dio non sia, non distratto da viste inferiori. Egli ha le pupille del cuore ferme nello splendore santissimo, che è Dio e nel quale vede, poiché tutto è in Dio, agitarsi i fratelli, e tendere le mani supplici, e senza staccare gli occhi da Dio. Il santo si effonde ai fratelli supplicanti, contro la carne, contro le ricchezze, contro le comodità. Egli drizza il suo ideale. Servire. Povero il santo. Menomato? No. È giunto a possedere la sapienza e la ricchezza vere. Possiede perciò tutto. Ne sente fatica perché, se è vero che è un produttore continuo, è pure anche vero che è un nutrito di continuo. Perché, se è vero che comprende il dolore del mondo, è anche vero che si pasce della letizia del cielo. Di Dio si nutre, in Dio si allieta. È la creatura che ha compreso il senso della vita, le beatitudini.